Piero Ruzzante, consigliere regionale in forza al PD. Ecco, voi oggi fate notare alla gente, volete sensibilizzare la popolazione su dei tagli che hanno toccato il settore sociale, in particolare i sordomuti. Sì, è una denuncia che vogliamo fare nei confronti della Regione Veneto. La Regione Veneto per anni è stata la prima regione d'Italia all'avanguardia nel sociale e in particolar modo nella protezione di alcune categorie, i sordomuti, la disabilità, le persone prive della vista. Oggi invece dobbiamo denunciare l'esatto contrario, siamo diventati ultimi, caro Zaia, sveglia tempo fuori perché siamo diventati l'ultima regione d'Italia, non vengono garantiti servizi essenziali. C'era un servizio che si chiamava Servizio Ponte che consentiva a chi è privo dell'udito e della voce di poter prenotare visite o semplicemente prenotarsi un taxi o semplicemente di fronte a un'emergenza poter intervenire subito. Questo servizio è stato cancellato dalla Regione Veneto ed è una vergogna per la nostra regione. Ma è stato sostituito con qualcos'altro oppure cancellato e basta? Assolutamente no, oggi ai sordomuti gli si risponde dovete telefonare al CUP e come giustamente un sordomuto ha ricordato all'assessore Sernagiotto, gli ha detto con il linguaggio dei segni come poteva prova a metterti un bavaglio sulla bocca e poi prova a telefonare a chi vuoi. Perché questo è impossibile, non capire, non comprendere questo significa non avere coscienza di quali sono i limiti di alcune disabilità e quando una regione ragiona così significa che non è in grado di garantire una civiltà. La civiltà di una regione la si valuta da come tratta le persone ultime e questa è la denuncia che vogliamo fare come Partito Democratico. Noi abbiamo messo delle risorse sul capitolo a favore delle associazioni dei ciechi e dei sordomuti, però questi soldi non sono ancora arrivati e nel frattempo il servizio ponte è stato chiuso.